dell'emisfero, Scorzette e Baselli, buon pomeriggio, fate l'applauso, a loro sì. Buon pomeriggio e grazie per essere intervenuti così numerosi, vedo pubblico che si va mano a mano aggiungendo, e per noi è un bellissimo ritorno questo, visto che eravamo già stati ospiti di questo bel centro commerciale un paio d'anni fa e quest'anno ritorniamo con una selezione valida per la 79esima edizione di Miss Italia, questo concorso che ci fa compagnie in tante piazze. Oggi mi sembra che solo oggi in tutta l'Italia ci sarà una quindicina di selezioni. Pensate quante ragazze in questo momento stanno vivendo, questa sera stanno vivendo l'emozione che c'è dietro le quinte tra queste 22 nostre concorrenti. Bene, avremo tante cose da raccontarvi, ovviamente ringrazieremo gli amici sponsor che ci fanno compagnia, ma un ringraziamento particolare, un applauso lo chiedo per Patrizia Mirigliani, la nostra patrona, colei che con tanta grinta e determinazione ogni anno si impegna per il concorso, ma soprattutto si impegna perché queste ragazze possano essere valorizzate al meglio, perché Miss Italia è questo in fondo che fa. Ha della fortuna di avere delle bellissime ragazze che si mettono in gioco in ogni appuntamento, ci sono delle ragazze che vincono e quindi accedono alle finali regionali, altre magari con una serata non è stata particolarmente fortunata, ma si possono rimettere in gioco nelle selezioni seguenti. Ovviamente per decidere tutto questo abbiamo delle giurie assolutamente preparate. Allora, cosa succederà? Adesso vedremo tutte le nostre concorrenti, prima con l'abito elegante, quello che hanno scelto loro di indossare, e poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. Bene, io credo al momento di aver detto tutto. Allora vi metto in un angolino del palco, perché le ragazze oggi le presento io, le lasciamo un po' di relax, quindi sarò io a chiacchierare per loro, a raccontarvi qualcosa di loro, quindi sfileranno per voi, vi metto nell'angolino e iniziamo a conoscere le nostre concorrenti. E cominciamo con la concorrente numero 1. Prego. 21 anni, Elisa, viene da Campodarsio e fa l'estetista. Alessandra, concorrente numero 2. Alessandra concorre con il numero 2, a 19 anni, arriva da Colandi Lazzise, studentessa in comunicazione. Andiamo con Chiara, concorrente numero 4. Chiara, 20 anni, arriva da Schio, quindi dalla provincia di Vicenza. Anche Alessia, concorrente numero 5, 19 anni, di Venezia, studentessa all'Istituto Alberghiero. Francesca, concorrente numero 6.
Francesca a 20 anni arriva da Molteplice e fa progettista meccanico. E quindi Selene, concorrente numero 7, 18 anni di Roccaglia di Monte San Nicolò, studentessa in scenografia. Molto bene anche Selene, andiamo con Martina, concorrente numero 8, 22 anni, Martina è impiegata e arriva da 90 Padova. Elvira, tocca a te. Elvira concorre con il numero 9, 19 anni, barista di Padova. Anche Giovanna, concorrenza numero 10. Giovanna ha 18 anni e arriva da Loreggia, provincia di Padova, è studentessa all'Istituto Tecnico Biologico. È pronta Ilaria, concorrente numero 11. 18 anni di Albignasego, studentessa al liceo scientifico, la concorrente numero 11. Cristina, concorrente numero 12, 19 anni. Arriva da Padova e fa la parrucchiera, concorrente numero 12. Della volta di Chiara, che concorre con il numero 13. 28 anni, parrucchiera di Fiume di Sacco. Concorrente numero 14, 18 anni di Montegrosso Terme, studentessa la nostra Martina, concorre con il numero 14. E poi abbiamo il numero 15, Serena, a 20 anni, arriva da Bassano di Grappa e fa l'assicuratrice. E poi abbiamo Valentina, concorrente numero 16. Valentina ha 21 anni, arriva da Montegrosso Terme e fa la capella.
Alice, arriva da Marcone e studia in economia. Isabella, numero 18. 21 anni, arriva da Volpano del Monteso. Fa la hostess e receptionista. Abbiamo Tatiana, concorrente numero 19. 26 anni di Padova, fa l'infermiera. Posso vedere anche Tatiana, andiamo con Melissa, concorrente numero 20. Lei ha 26 anni, Melissa concorre col numero 20, arriva da Adria, viene dalla provincia di Rovigo e fa la microbiologa. Conto bene anche Melissa che lascia spazio a Nicole, concorrente numero 21. 24 anni di Mestre, fa la commessa, concorrente numero 21, Nicole. Francesca, la concorrente numero 22, 24 anni di Dogliano Veneto, commessa. Francesca, concorrente numero 22. Grazie e facciamo un bel applauso a tutte loro perché lo meritano. Belle, simpatiche. Affrontano questa passerella con molta spigliatezza, sono assolutamente tranquille ad affrontare una passerella comunque complicata perché Miss Italia, ce lo dicono poi in cammino da sempre, un'emozione molto particolare. E poi gli interessi che hanno quando studiano, sono tutte ragazze molto molto impegnate, sia nel lavoro che nello studio, e scelgono anche materie magari un po' particolari, questo ci fa piacere. E poi il bello di Miss Italia, anzi lo slogan che noi stiamo lanciando è che Miss Italia fa la differenza, ed è proprio così, e fa questa differenza da ormai 79 anni, quando nacque come 5.000 lire per un sorriso, perché questo era il primo nome che ebbe Miss Italia, poi venne modificato negli anni e diventò quello che tutti quanti noi conosciamo. E altra cosa da dire, ovviamente alcune di queste ragazze le abbiamo viste, hanno già una certa esperienza, sanno già affrontare una passerella perché magari hanno già cominciato a fare i primi lavori, alcune fanno sfilate, altre magari per loro è la prima volta, perché a Miss Italia si mette in gioco proprio questo, la voglia di approfittare di questo marchio così importante, di questo brand che dà importante visibilità. Altre invece lo fanno proprio per fare trascorrere una serata diversa, un ricordo magari da conservare e far vedere i figli nipoti, e questo appunto è quello che fa la differenza in Miss Italia. Oltre a Miluna vogliamo ricordare Equilibra, altro partner importante di Miss Italia, l'Austria Tour, altro partner, anche questo si è aggiunto quest'anno nel gruppo dei partner di Miss Italia, è diventato un amico prezioso per tutti quanti noi. Poi ovviamente Interflora, sappiamo quelli che sono i tanti servizi che ci offre, e poi Rocchetta, anche questa l'acqua della bellezza, altro storico partner del concorso. Poi ovviamente avrò modo di accennarne ad altri. Bene, adesso che succede?
Adesso rivediamo le ragazze con il podio ufficiale del concorso, questo sarà un momento importantissimo perché adesso la giuria dovrà dare il voto definitivo, sarà quello che poi la somma di questi voti darà il nome della vincitrice. Quindi signori giurati, buon lavoro, perché adesso hanno già dato una prima opinione, ma adesso arriva il momento importante. La concorrente numero 1 è sempre Elisa. Prego Elisa. Numero 1 Elisa, 21 anni. Elisa, concorrente numero 1.
Ilaria, numero 11, a 18 anni, Ilaria. Tocca a Cristina, concorrente numero 12, lei ha 19 anni. Chiara Vieni, con il suo numero 13, Chiara, 28 anni, concorre con il numero 13. Numero 14, Martina, 18 anni, concorre con il numero 14. Serena, tocca a te, numero 15. Serena, 20 anni, corre con il numero 15. Valentina, numero 16. 21 anni, Valentina concorre con il numero 16. Alice, numero 17, 19 anni a Alice e concorre con il numero 17. Isabella invece ha 21 anni e concorre con il numero 18. Isabella, numero 18. Tatiana, numero 19, Tatiana 26 anni, concorrente numero 19. Elissa concorre con il numero 20 a 26 anni. Elissa numero 20.
concorrente numero 21. Nicola, 24 anni, concorre con il numero 21. Chiude il gruppo la concorrente numero 22, lei è Francesca. Francesca ha 24 anni e concorre con il numero 22 ed è lei che chiude il gruppo delle aspiranti al titolo di Miss Emisfero Scotter e Madeline. E a questo punto io andrei con un'altra passerella di queste ragazze che chiudono. Prego tutti insieme. Diverse selezioni e questo serve loro proprio a prendere dimestichezza e confidenza. Una passerella con un palcoscenico, questa è la cosa ancora più bella, perché poi nell'arco delle varie selezioni queste ragazze le vediamo crescere in sicurezza e in determinazione, e questa è la cosa più bella. A questo lato del palco è bello perché con la coda dell'occhio vediamo le ragazze, però anche quando parlano sono sempre sorridenti e questo è un bel segnale, significa che comunque sono felici dell'esperienza che stanno facendo. Io invito segretari e presidenti, tra l'altro sono uno dalla parte e uno dall'altra, a raccogliere le schede, accomodarvi, dovete prepararvi a fare i conti. E poi ci rivediamo perché conosceremo il nome delle vincitrici di questa bella selezione qui al centro commerciale Emisfero Scorzette e Vaselli. Prego ragazze, tutte sul palco, vai! Voi siete giovanissime, ma ai miei tempi c'era la barzelletta: come stanno a fare 4 elefanti, come fanno a stare 4 elefanti in una 500, 2 avanti, 2 dietro? E qui la stessa cosa, strette, ma ci stanno, questi sono i miracoli del palco, sì, me ne vado. Bene, io a questo punto pensate lì in mezzo, vi avviso che devono passare anche ospiti e giurati, quindi voi sarete travolte. Se vedete delle ragazze che vengono spinte e si spostano da questa parte, sono gli ospiti. Io vorrei, prima di iniziare a premiare un amico, un giornalista che ci segue in tante serate, e un saluto da parte sua mi farebbe piacere. Michelangelo Cecchetto, ci sei? Ciao Michelangelo, buonasera. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Io prima, quando ti ho presentato in giuria, ci diamo del tu con Michelangelo, è vero che mi darsi del lei sul palco, però insomma ci vediamo in tante serate da diversi anni, segui Miss Italia da tantissimi anni, quindi un tuo commento ci fa sempre molto piacere perché è sempre molto indovinato e preciso. Buon pomeriggio alle Miss e al pubblico dell'Emisfero. È un'altra selezione molto complessa e quindi diventa sempre più difficile questo gioco della bellezza, e quindi questo è importante perché vuol dire che la caratura di Miss Italia anno dopo anno è sempre più importante. L'in bocca al lupo va a tutte le ragazze, al di là del risultato di oggi, perché è sempre un'esperienza senza dubbio importante, e invito chi non avrà conquistato la fascia a riprovare. Le selezioni saranno sicuramente tante ed ogni selezione è diversa l'una dall'altra, quindi continuare divertendosi. È vero quello che ha detto
Michelangelo, e mi è piaciuta la parola il gioco della bellezza, perché è vero, Miss Italia in fondo è un gioco importante, un gioco che va preso seriamente, ma fondamentalmente è un gioco e poi, come diciamo sempre, Miss Italia fa la differenza. Michelangelo, grazie, ti aspettiamo nelle prossime selezioni, ovviamente poi alla finalissima di Miss Italia Veneto, Miss Veneto in piazza Aurora Jesolo il 20 agosto. Grazie Michelangelo, grazie davvero, grazie. Bene, e a questo punto arriva il momento di iniziare a premiare. Voi non vedete nulla, chiudete gli occhi. Confermatevi se da dietro si vede già, vero? Le più alte poi, io poi che sono piccolo, in promozione le più alte sono più fortunate perché vedono tutto. Siamo già in diretta? Ah, ma non mi dite niente! Avete fatto bene. Siamo in diretta su Instagram, su Facebook, sulle pagine di Miss Italia Veneto. Facciamo un applauso dal centro commerciale Emisfero Scorzentre Baseleghe. Quindi se volete potete guardare anche le premiazioni sul telefonino, sugli smartphone, sugli iPad, su tutti quei macchini. Beh, voi che siete qua, vedetele qua, mi conviene. Poi magari quelli che sono a casa li salutiamo. Siamo pronti per le premiazioni. Cominciamo con chiamare sul palco il signor Franco Tosato, presidente di Amici Camionisti. So che organizzate tanti eventi, tante manifestazioni e sarà lei a premiare la quinta classificata. Buonasera a lei, buonasera. Allora, io mi faccio da parte qua e andrei a chiamare la quinta classificata, che è la numero 5, Alessia Alberti. Un applauso per lei. Sapessi io quanto sono di questa costume alte sono. Grazie al nostro amico che ha premiato, grazie. E andiamo a chiamare sul palco Marco Gritti, commerciante, ha un'azienda all'interno della galleria del centro. Buonasera a lei, lei andrà a premiare la quarta classificata, ricordiamo intanto la quinta che si è aggiudicata il titolo di Miss Interflora, nostro amico partner di Miss Italia. Quarta classificata invece è la concorrente numero Lorenzini, eccola qui Alessandra. Molto bene, grazie. Ed ora andiamo con la terza classificata Miss Love Network, con noi Egidio Scarcello, anche lui commerciante, con un punto vendita all'interno della galleria. Buonasera Egidio, buonasera a lei. Terza classificata Miss Love Network è la concorrente numero 19, Tatiana Carbone. Dove Tatiana? Eccola qui. Io non vedo nessuno, taglia lui. Grazie Gino, grazie. E a questo punto per premiare la seconda classificata noi approfittiamo di un campione olimpionico che è qui con noi, in pattinaggio d'hotel Davide Ghiotto, che va a premiare la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza. Davide, buonasera. Complimenti innanzitutto per un commento sulla serata. Bellissima, un'esperienza veramente la prima volta, quindi molto bella. Grazie. In bocca al lupo per le sue foto, non so nel vostro ambiente come si dice, nel nostro è una parolaccia, quindi non la diciamo mai sul palco, però insomma, tante buone cose. Bene, seconda classificata, premiata da Davide Ghiotto, Miss Rocchetta Bellezza, è la concorrente numero 18, Isabella Tonini. Presidente Società Pattinaggio Cosmo Moale, che arriva con Corona Miss Emisfero Scorzentre Baseleghe, insieme a Enrico Garon, qui in rappresentanza della Proloco di Noale, con Corona. Io vorrei un applauso anche per Paola Rizzotti, responsabile dell'agenzia Monaco.it, esclusivista in Veneto, lo diciamo anche in Friuli Venezia Giulia del concorso di Miss Italia. Oggi non sale sul palco perché è impegnatissima dietro le quinte. Poi insomma, ci siamo? Io devo dire una cosa molto importante.
che però anticipa qualcos'altro, ma insomma avremo modo di parlarne. Ho qui il presidente, tra l'altro il segretario di giuria, perché noi vogliamo un applauso per una ragazza che è già una finalista regionale, ci è venuta oggi a trovare, che è Valentina Sartore. Valentina, puoi fare un passo avanti? Lei è già una finalista regionale, ha deciso, prenditi questo applauso perché lo meriti, ha deciso di venirci a trovare e noi siamo molto contenti di questo, perché le ragazze quando vengono a partecipare alle selezioni e hanno già il passaporto per le finali fanno un bel gesto. Poi ovviamente tutta la parte del regolamento abbiamo modo per discutere, tu sai già il tutto, però ecco, la Valentina è venuta a trovarci, poteva concorrere solo per il primo titolo, quindi ti ringraziamo Valentina, grazie davvero, grazie. Un applauso. Ripeto, è bello quando ti tornano a trovare, perché potrebbe starsene tranquillamente a casa, invece si rimette in gioco e soprattutto condivide il camerino con tante ragazze, questa è la cosa più bella. A questo punto noi siamo pronti per premiare la prima classificata, che vince il titolo di Miss Emisfero Scorzè. È la concorrente numero 7, Selene Rossi. Offerto da Endivioni Gioielli, arriva foto con loro, adesso arriva anche Endivioni Gioielli con questo bellissimo gioiello di luna che è tutto tuo, riservato per la vincitrice della tappa di oggi. Vedete, indossatelo pure, grazie ai nostri amici giurati. Io abbasserei la musica perché adesso Paola Rizzotti è dietro le quinte, mi sta guardando con aria, devi dire nelle maniere precise tutto perché noi diciamo pubblicamente tutto. Allora, la Valentina Sartore l'abbiamo presentata come già finalista regionale, possono ripresentarsi le ragazze che non hanno vinto il primo titolo alle precedenti selezioni. Invece Selene questa sera era già una finalista regionale, però questa sera ha partecipato e ha vinto il primo titolo. Cosa significa questo? Come le ragazze già sono state avvisate nel camerino all'inizio del nostro spettacolo, nel briefing, dovevano passare, ricordate, l'ho detto, passeranno le prime 3 su 5. In realtà, siccome Selene è già una finalista regionale e a noi non piaceva che lei portasse via un posto a una delle premiate, questa sera, da questa sera alle finali regionali parteciperanno Selene Rossi, Isabella Tonini, Tatiana Carbone e anche Alessandra Lorenzini. Quindi voi 4 siete finaliste regionali. Mentre l'applauso grandissimo lo voglio per tutte le altre concorrenti, perché come ha giustamente detto prima Michelangelo Cecchetto, giornalista del Gazzettino, insomma, questa è solo una prima tappa, ne abbiamo ancora molte altre, quindi la bellezza a Miss Italia vince sempre. E ricordate, Miss Italia fa la differenza. Grazie, potete rientrare ragazzi, vi facciamo rientrare in camerino, come uscite, dai, siete perdonati a questo punto, siete perdonati. Grazie a Mario Bonesi che ci è venuto a trovare, grazie a voi che ci state seguendo attraverso i social e che so che queste riprese hanno tanto successo. Ci vediamo alle prossime selezioni. Un mese di giugno ricchissimo, ma io non so più quanto guardare, è un mese di giugno ricchissimo con le date che usciranno pubblicamente nei prossimi giorni e non solo, perché ovviamente se volete iscrivervi a Miss Italia andate sul sito www.missitalia.it e lì avrete tutte le informazioni e ci vedremo nelle prossime selezioni. Miss Italia ovviamente vi sta aspettando e intanto complimenti in bocca al lupo a queste bellissime ragazze che si sono aggiudicate anche questa tappa qui al centro commerciale e a Emisfero Scorzè Baseliche. Grazie a tutti quanti voi, arrivederci alla prossima, buona serata e ricordate, Miss Italia fa la differenza, ciao!